Va ora in onda Lingue e Dialetti. Amiche e amici, iniziando con un attimo di problemi alla gola, ma iniziamo sicuramente. Siamo qui in diretta per questo nuovo appuntamento con la trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale. Naturalmente chi vi parla un po' arrancando oggi è Giovanni Polli, vi dà il buongiorno anche nella sua lingua, buondì da Giovanni Polli, e oggi così parleremo in parte di un qualche cosa di scottante, perché riguarda una minoranza linguistica regionale, quindi una lingua regionale purtroppo non riconosciuta, riguarda un'iniziativa come il Salone del Libro e riguarda anche un protagonista delle battaglie per questa lingua che ha preso una parola denunciando una certa cosa. Adesso troppo misterioso sono, per cui pochi istanti vi dirò di che si tratta e chi è il nostro ospite telefonico, che purtroppo può stare poco con noi, però sono anche contento di avere qui oggi un grande musicista che è un lascito, come io dico sempre, quindi un gentile prestito da parte di Sammy Varin. Ciao Isidoro. Buongiorno. Ecco, chi ha sentito la trasmissione precedente sa già di chi si tratta, chi invece si è sintonizzato soltanto per Lingue e Dialetti saprà che, anzi deve sapere perché io lo dico adesso, che parleremo di musica abruzzese e di lingua abruzzese. Di anche. lingua, di dialetti abruzzesi. Ecco, non l'abbiamo mai fatto, l'Abruzzo veramente era rimasto fuori un po' dalla nostra geografia, ci siamo occupati veramente un po' di tutte le popolazioni dello Stato italiano, ma andiamo anche a fare questa nuova scoperta. Però parliamo subito invece del Piemonte. Allora, Piemonte, quindi lingua regionale riconosciuta dall'UNESCO, ma tagliata fuori ovviamente dalla legge 482. Ieri un insegnante, organizzatore di una delle edizioni della Festa del Piemonte, soprattutto grande amico, Davide Filier, ha parlato al Salone del Libro in una conferenza, in un incontro dibattito, però sarà meglio che sia lui un po' a raccontare quel che è successo. Innanzitutto, ciao Davide, bentornato a Lingue e Dialetti. Oh, grazie, ciao, buondì a tutti. Buondì Davide, allora piemontese la Valsesia, no? Prima di tutto, quindi... Oh già, piemontese la Valsesia. Piemontese la Valsesia. Parluma dal Creus. Esatto. Allora, invece, raccontiamo un po' in lingua franca che cosa è successo, perché insomma, finalmente qualcuno dice le cose come stanno anche nelle sedi istituzionali o comunque nelle sedi dove bisognerebbe anche forse un po' tacere da un certo punto di vista. Ma diciamo che avrei potuto anche essere più esplicito e volendo, sì. Però mi sono limitato. Sì. Semplicemente, allora, sono stato invitato a parlare sabato scorso a un incontro sul tema lingue minoritarie nell'era digitale, quindi essenzialmente le nostre lingue minoritarie e internet. Ecco, un tema succosissimo. Sono molto felice di partecipare perché ero stato invitato come rappresentante della minoranza linguistica piemontese, minoranza linguistica assieme alle altre. C'era minoranza occitana, minoranza franco-provenzale e valser. Benissimo, quindi ho detto guarda che riconoscono anche la mia lingua. Sì. Se devo essere un indiano della riserva, perlomeno dicono di che tribù sono, no? Se sono un Sioux o chissà cosa, un Navajo, eccetera. Sono un piemontese valsesiano. Certo. Bene, arrivo lì con tutti i buoni propositi, eccetera, e vedo che è in distribuzione proprio lì allo Spazio Piemonte un volume abbastanza di una certa mole, anche di un certo costo immagino, intitolato, se ricordo bene, tipo Lingue Madri. Sì, da lingue madri. Sponsorizzato dalla provincia di Torino. Quindi io leggo, ci sono tutte le varie lingue rappresentate, ho detto che bello, ci sarà anche la mia. Leggo, le lingue parlate in provincia di Torino sono l'italiano, l'occitano, il franco-provenzale e il francese. E basta, c'era vicino anche la bandierina così. Io cerco la bandierina, anche il drapeau, la bandiera del Piemonte, e non la vedo, c'è più in basso, ma era lo stemma del Piemonte, quello tra gli sponsor della pubblicazione. Quindi io ho fatto un esempio, ho detto se venisse un marziano, no, dal suo pianeta a studiare questo bizzarro popolo dei Bugianen, dei piemontesi, scoprirebbe che in provincia di Torino il piemontese non si parla, non esiste la lingua piemontese a Torino, è ben interessante. Non esiste proprio neanche in provincia di Torino e niente, non c'è proprio, non c'è. Sì. E nello stand accanto, nello spazio lì accanto, invece si era lì proprio a parlare anche di piemontese. Quindi ho detto, ma c'è qualcosa che non va. Qualcosa di istituzionale molto grave che non va, lo diciamo subito, lo anticipo, la mancanza della lingua piemontese ai noi nella legge che riconosce le lingue di minoranza, la famosa 482. Certo, o sei nella legge o sei nella legge, allora bene, esisti, e se no non esiste niente quello che è al di fuori della 482, siamo degli ologrammi, non so. Senti, ma infatti io ricordo sempre il grande Barbatoni quando continuava a dire rob de stat, rob de mat, ecco, quindi rob de mat, sì. Ecco, quindi è già tutto dentro qui sarebbe, però invece va un po' spiegata, ma soprattutto va contestata questa posizione. Va contestata assolutamente, io non smetterò di battermi per questa per questa esclusione, insomma, perché ci sia riconoscimento della nostra lingua in tutte le sue varianti.
Tra l'altro non voglio fare una guerra tra poveri, pensate, sono appena uscito da una scuola media dove ho fatto una lezione di piemontese e sto per entrare in una scuola valser. Mi occupo anche di questa minoranza, non voglio assolutamente, non è una questione così economica, ecco, se vogliamo, anche perché poi tutto comporta, cioè, anche questo ha un suo perché, però io voglio che il piemontese venga riconosciuto, è un'ingiustizia, non può andare avanti così, dobbiamo fare di tutto, trovarci, metterci finalmente tutti d'accordo come piemontesi perché la lingua venga riconosciuta. Ecco, il problema è sempre il solito e ricordiamo che in questa stessa legislatura giacciono a mia memoria almeno 3 progetti di legge perché il piemontese possa essere incluso, la lingua piemontese possa essere incluso nella legge 482. Ho qualche lieve dubbio, scusatemi l'eufemismo, che il governo Monti voglia metterci mano, ecco, soltanto qualche piccolo dubbio. Sì, senza entrare nel merito perché delle loro competenze, però dico ora come se ne intendono veramente di tutto, ecco, no? Questi tecnici che anche in qualche modo hanno preso posizione anche su questa, hanno ratificato questo stato di cose perlomeno. Ecco. Ma fino a un certo punto, perché anche lì sembrava che avessero dato una scadenza, invece no, hanno varato un disegno di legge che poi dovrà passare in Parlamento, se mai ci passerà. Non è che hanno detto è ratificata il giorno dopo, mozione di fiducia come sempre fanno per varare le cose e poi la 482, cioè scusatemi, la legge di ratifica sulla Carta Europea è diventata in vigore. Carta Europea, sì. Ecco, assolutamente no. C'è da dire che c'è questo vulnus enorme nei confronti non soltanto della lingua piemontese ma anche della maggioranza delle lingue riconosciute tali dall'UNESCO e non degne di essere tutelate dallo Stato italiano. C'è la maggioranza di queste lingue che deve essere assolutamente tutelata. Certo, qua trovarsi un volumetto dove edito dalla provincia di Torino dove le lingue madri sono soltanto 3, manca quella che sarebbe quella regionale e sinceramente fa gridare allo scandalo e allo schifo. Scusami se questa volta sono un po' più francese. E poi il fatto è che in realtà l'Italia non ama le minoranze, non ama le lingue straniere, l'italiano in genere è anche abbastanza a disagio con tutto ciò che non è uno per lingua, patria, eccetera, eccetera. Esatto. Io, mi spiace, ma sempre più mi trovo su posizioni. Certo. No, me l'hai detto, non devi aver paura di dirlo qua, tranquillamente. Ci mancherebbe altro che qui devi aver paura ci siamo capiti alla perfezione. Ecco Davide, soltanto una cosa, allora innanzitutto so che esiste la registrazione di questo tuo intervento, per cui non vedo l'ora di ascoltarla e poi di ritrasmetterla perché merita sicuramente. Ma sì, voglio dire, è stato il tempo a disposizione era poco poi in realtà e quindi tra l'altro poi ho anche parlato di quell'articolo, non so se ricordi, che aveva scritto Umberto Eco un paio d'anni fa contro le lingue minoritarie in piemontese, di parlare di Aristotele in piemontese, diminuiva il valore di questo grande filosofo. Certo. E il tempo era poco, potevo anche evitarlo perché non ho potuto articolare bene in realtà quella che è la mia posizione, ma non mancheranno occasioni. Ecco, reazioni ci sono state di chi ti ascoltava o comunque hai potuto parlare a qualcuno della provincia che ha fatto questa perla delle perle, non so cosa. Non io, ha parlato poi con qualcuno della provincia, poi Albina Malerba che era con me. Ecco. In realtà io poi non ho quasi più ho avuto reazioni chiaramente positive dal pubblico piemontese. Piemontese, di lingua piemontese, perché piemontesi sono anche gli altri. È chiaro. O comunque di lingua piemontese o comunque interessato alla difesa, magari anche qualcuno non piemontese ma di origine, ma comunque piemontese di spirito, no? Se vuole bene la lingua. Ecco, in quel senso, sì. Certo. Ecco, certissimo. Dal punto di vista delle altre minoranze non mi sembra di aver avuto un grande, ma non mi sarei meravigliato del contrario, anzi purtroppo temevo che qualcuno magari dicesse no, dovete stare fuori perché non sarebbe neanche la prima volta. Scusami, il sassolino me lo tolgo sempre perché ecco. Era quello che mormoravano alcuni. No? Allora io i nomi e i cognomi li faccio sempre perché non ho paura del confronto diretto, visto che sono stati dei confronti pubblici che mi hanno coinvolto. Ecco, gli occitanisti dovrebbero imparare a rispettare anche gli altri, e lo dico senza diciamo che c'è gente che non mi saluta più. Ecco appunto, lo ripeto, gli occitanisti in Piemonte dovrebbero imparare il rispetto delle altre minoranze e delle altre lingue. Lo dico senza avere paura, tanto lo si sa benissimo qual è la mia opinione, pubblicamente già tenuta in diverse occasioni. E questo sarebbe è incredibile come Giovanni mi lega nel pensiero. Ma chissà come. Io però a un certo punto mi sono anche stufato di fare il diplomatico, perché va bene fare il diplomatico, bisogna costruire le cose.
però Devo anche... stare attento a quello che penso, perché si riesce a leggere tutto, mamma mia. Davide, ma Delle cose. noi piemontesisti conosciamo i nostri polli con la O chiusa questa volta, Ecco. Come mi dispiace peraltro che anche molti furlanisti, molti amici friulani, anche loro siano in prima linea a difendere il friulano come lingua e tutti gli altri invece sono dialetti, e questo mi dispiace, e mi dispiace tantissimo, perché poi va a finire veramente in quello che tu dicevi, in una guerra tra poveri, e questo non deve più esistere. Non deve Assolutamente esistere. Davide, io ti lascio perché so che hai una lezione di... Devo correre ad Alagna dai miei valzer, dai bambini. Vai a insegnare la lingua parleremo valzer. di SpongeBob in valzer. SpongeBob in valzer, cosa splendida, che dimostra ancora una volta l'estrema attualità delle lingue del territorio, anche su questi personaggi mondiali, no? Che poi girano in tutto il mondo. Una lingua vecchia di 1000 anni, non si può permettere di farla noiosa. Anche assolutamente. per i bambini. Assolutamente. Modo, ecco. Davide, un abbraccio, ci sentiremo presto. Quando avremo la registrazione riprenderemo con un po' più di calma l'argomento. Grazie Davide Filieri. Senz'altro, un abbraccio anche a te, un saluto a tutti, Arvuxi. Ciao.